Stiamo parlando con Callegaro di un'altra questione, i progettisti chiamati in causa, perché se non c'è un progettista che fa un buon lavoro di progettazione ci troviamo poi la casa che ha dei gravissimi problemi a cui mettere le mani, poi diventa molto difficile per chiunque, a meno che non utilizziamo la tecnica demoliamo e ricostruiamo che suggeriva l'architetto, che forse è la cosa migliore. Sì, giusto per concludere un po' il discorso anche della complessità, insomma, della migrazione del vapore e dell'aspetto progettuale, per ricollegarmi anche con Raffaele che parlava di energetica, che parlavamo prima della progettazione. È fondamentale la progettazione perché, diciamo, è la base di partenza dove si struttura poi tutto il costruire, tutta l'evoluzione, tutta la tecnologia che si va a mettere nel fabbricato e appunto potremmo vederla in due punti di vista, quindi uno, la condensa interstiziale, sì, c'è questo problema all'interno del fabbricato, è colpa del progettista perché non ha progettato bene, il costruttore deve eseguire, ma allora non stiamo facendo edilizia sostenibile e non stiamo facendo un'edilizia nuova, una vera edilizia ben fatta, perché continuiamo a ragionare a compartimenti stagni. Certo. Quindi qual è il valore aggiunto di tutti questi aspetti che abbiamo preso in considerazione dall'inizio di questa trasmissione? La vera considerazione che è da fare è che bisogna investire molto nella progettazione integrata. Cosa significa progettazione integrata? Cioè affidarsi prima di tutto ad aziende strutturate e a progettisti che sposino la filosofia di pensiero mirata veramente al risparmio energetico e al costruire, non strettamente legato alla normativa. Infatti. Qui ci colleghiamo, ma soprattutto che siano coordinati e abituati a lavorare in un determinato livello qualitativo. Quindi l'edilizia purtroppo è un po' abbandonata a se stessa perché c'è non c'è una norma che identifichi delle strade da intraprendere di vera qualità edilizia. Quindi si può ancora mettere insieme, quindi anche il privato un po' spaventato dai costi cerca molte volte di mettere insieme tutte quelle competenze per riuscire ad arrivare alla fine del risultato, credendo magari di creare un risparmio importante poi nel globale della costruzione, un risparmio economico. Certo. Ma poi in realtà purtroppo, non essendo molto definita questi sistemi, queste tecnologie costruttive, si rischia di arrivare alla fine con il costo basso, che non è basso perché purtroppo ci si accorge alla fine, perché ovviamente bisogna andare nella definizione del progetto, ma soprattutto ci si accorge alla fine che questo fabbricato è un insieme di elementi ragionati a compartimenti stagni che non hanno chissà che grande risultato. Se tornassi indietro, quante volte l'abbiamo sentita questa frase, no? Quindi è importante, ecco, ad affidarsi ad aziende strutturate che possano essere in grado di affrontare tutte le tematiche sia progettuali che esecutive, ma sotto tutti i punti di vista. Assolutamente. Questo messaggio, scusa, se posso intromettermi, è riferito ovviamente ai telespettatori, ma anche ai tecnici dei telespettatori, perché noi in Italia siamo sempre studi professionali di 1,5 architetti, mi pare, una cosa del genere, no? Quindi siccome noi siamo una micro impresa e io difendo questo fatto contro i grandi colossi che dovrebbero mettere le mani sulla città, questo vale anche per i tecnici. Non è detto che un architetto che è abituato ad avere il suo studio, che fa la casa per il cliente, non possa avvalersi del farsi affiancare da un'equipe di persone che possono prenderlo e seguirlo nella fase esecutiva e costruttiva, no? Quindi il riferimento non è solo ai privati, ma anche ai tecnici, no? Che possono incominciare a far rete. Visto che è quello di cui si parla da tanto tempo, che sarebbe un passaggio anche qua culturale di un secondo livello. Lei ha esordito dicendo, a congiunzione di tutti questi elementi, che anche i grandi infissi, le finestre fanno apparecchio, fanno in qualche modo impianto. Possono essere considerati come un impianto. Questo ci consola moltissimo, perché eravamo rimasti che comunque
creano un problema, che sono comunque un elemento di disturbo in tutto il sistema, ma non è così. Beh, allora, e poi queste case bisogna viverle, per cui per vivere bisogna avere la luce, e quindi non è un elemento di disturbo, ma è un elemento che nell'equilibrio del progetto ha la sua importanza. Vediamo le foto, eccolo qua. Allora, sì, anche architettonicamente. Oggi abbiamo scelto di portare alcune immagini che spiegano quello che in realtà poi sta dietro a questo risultato finale, per cui nelle prime immagini, alcune realizzazioni che abbiamo fatto con il nostro team, architettura pura, bellezza, però dietro quella finestra, tutto vetro, c'è una casa, e dietro a quella vetrata c'è un'abitazione dove la gente vive, per creare un ambiente in cui esiste il benessere abitativo, per cui dormo bene, respiro bene, sto al fresco d'estate, sto al caldo d'inverno. Tutto quello che finora si è detto da tutti. L'involucro, l'impianto, esatto, la progettazione di queste vetrate va ovviamente costruito con la cura dell'installazione. Ovviamente non l'installazione arriva il telaio e 4 viti, ma la predisposizione dell'installazione, per cui c'è un raccordo della finestra. Cosa stiamo vedendo adesso? Queste sono delle casse termiche che facciamo produrre su misura in funzione del modello di finestra che il cliente sceglie, per cui quando il cliente sceglie un modello di finestra noi facciamo produrre su misura in modo sartoriale, veramente sartoriale, questi elementi che poi vanno collegati all'involucro edilizio, per cui la finestra non si collega alla muratura, ma si collega a questa cassa che è stata dimensionata per massimizzare la performance termica, la performance acustica e la performance estetica, per cui hanno delle forme particolari che permettono di far scomparire il telaio, far vedere più vetro possibile. Ecco, questo è un altro intervento in cui abbiamo installato una cassa, e poi qui in questo foro, in questo vano, andremo ad installare una vetrata panoramica. Però ecco, ci sono altri dettagli che orbitano attorno alla finestra, per cui nel lato inferiore c'è l'isolamento per la tenuta all'acqua, c'è una predisposizione per l'installazione della piana, quindi quell'elemento poi che diventa calpestabile, c'è una divisione tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno, quindi quell'ambiente interno che poi diventerà abitabile, dove c'è necessità di benessere abitativo, e l'esterno in cui deve rimanere tutto l'inquinamento che c'è nella pianura padana senza interferire. Per cui la scelta di una finestra è veramente molto importante, ma è importante anche come viene installata questa finestra, quindi tutte le predisposizioni che vengono fatte per raccordare appunto l'interno con l'esterno. Ha detto una cosa importante, l'inquinamento, questo è un altro fattore determinante. C'è una differenza tra le tipologie di materiali, quindi scegliere in PVC anziché in alluminio, in varie tipologie di materiali che possono esserci, o in legno, non lo so, materiali. L'ingegneria nel mondo del serramento sta portando a livelli altissimi tutti i materiali, per cui non ha senso parlare di quale sia la finestra migliore. C'è un contesto, c'è un budget, c'è un'aspettativa estetica da raggiungere, e magari in alcuni progetti è importante la performance termica, come ne so, alcuni interventi in cui c'è il certificato Passive House da ottenere, quindi è importante solamente l'isolamento termico, ma ci sono modelli di finestre che possono arrivare a performance estreme di isolamento in tutti e tre i materiali, per cui la scelta è più una scelta di coscienza, di budget ed estetica. Poi magari noi siamo tanto per deformazione innamorati della finestra, ma tante volte poi nella finestra ci si monta una tenda davanti e quindi magicamente scompare, però è vero che il materiale in realtà è una scelta di coscienza quasi. Certo, e il serramento esterno, la copertura, gli scuri, le tapparelle,
pelle, eccetera, sono importanti per isolare, oppure bisognerebbe che già ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, oggi ne parliamo in modo molto essenziale. Sono degli impianti, anch'essi, quindi i sistemi di oscuramento sono degli impianti che poi permettono di mantenere un equilibrio termico all'interno dell'abitazione, per cui una vetrata tutto vetro di grandissime dimensioni, se non è schermata e protetta dall'irraggiamento solare, dall'energia del sole, può essere un problema. In questa installazione va a inficiare tutto il lavoro degli altri. Cioè, posso avere il muro quanto grande voglio, ma se la finestra è completamente esposta al sole, lì c'entra un caldo, un'energia solare che mi dà basta. Gli impianti devono essere di una portata mostruosa a questo punto. Si va fatto un equilibrio per cui il sistema di protezione solare è a tutti gli effetti un altro impianto. Certo, esatto, questa è un'altra cosa importante. Quando abbiamo visto appunto queste casse termiche, sarebbero quello che fate voi sostanzialmente? In effetti sì, in effetti facciamo questi monoblocchi termici. Nella chiacchierata di questa sera, insomma, l'obiettivo è anche quello di elevare la cultura e la conoscenza dei nostri tecnici, che non vogliamo bastonarli. Infatti noi siamo impegnati in tutta Italia a fare la formazione proprio ai nostri tecnici per dare informazione sulla tipologia di prodotti da impiegare, da mettere a capitolato in base ai bisogni di eliminazione termico. Vi voglio condividere delle slide che ho trovato molto interessanti e questa sera volevo commentarvele. Nella slide numero 1, dove vediamo questo andamento dal 2000 al 2023 ad oggi, dove c'è stata fino al 2008 un impegno delle nuove costruzioni, quindi tocchiamo i 50 milioni di euro nel 2008, poi vediamo che dal 2010 al 2020, nei prossimi 10 anni circa, c'è stata quasi una costante di ristrutturazione, quindi la curva delle nuove costruzioni è scesa in maniera importante, dove ha tenuto comunque una costante la ristrutturazione, per poi avere l'impennata con l'ecobonus e super bonus nel 2023 qui, e siamo arrivati fino a 90 milioni di euro spesi per le ristrutturazioni. Nella slide numero 2 lì diventa molto interessante, perché il tema che trattiamo oggi, che è appunto l'impianto, il 60% degli immobili sono stati costruiti prima degli anni 70, quindi dove non c'era il bisogno di tante geotermie fotovoltaici, perché la materia prima, gas ed energia, costava molto poco. Non si parlava ancora di isolamento termico, ma di stufe a legna, oppure altre tipologie, dove vediamo appunto nella prossima slide cosa abbiamo ottenuto in Italia. Cioè oggi noi in Italia abbiamo circa 12 milioni e 500 mila edifici, con il super bonus, solo con il super bonus negli ultimi 2 anni abbiamo toccato il 3,2% di ristrutturazione, quindi abbiamo ristrutturato circa 400.000 edifici. Ad oggi, nella slide che segue, vediamo l'importanza della direttiva Case Green, dove dobbiamo portare in classe E entro il 2030 7 milioni di immobili. Sembra che siamo ancora in una fase di forse deroga. Ma stiamo comunque... il bisogno di avere queste case comunque efficienti e che consumino poco, senza tanto piuttosto che la caldaia, cioè l'obiettivo è quello di consumare meno, quindi portare queste case in classe E e nel successivo 2033 portarli in classe D. Quindi il messaggio è importantissimo, quindi quando parliamo di ristrutturazione dobbiamo parlare di tutte queste tematiche legate anche al ristrutturare, ma al portare questi edifici in efficientamento energetico. Noi siamo impegnati tutti i giorni a studiare nel nostro ufficio tecnico soluzioni sempre più importanti, sempre più facili da installare. Siamo molto attenti anche con un occhio rivolto all'economia di scala, quindi devono anche avere dei costi abbordabili, perché qui parliamo sempre di fare, ma
oggi nelle tasche dei nostri telespettatori gli spicciolini, non è che abbondino, no? Con questo no, infatti il problema dei costi dei tassi bancari e quant'altro, quindi è anche con tutto quello che sta succedendo oggi nel mondo, quindi non sono molto propensi, però c'è un bisogno importantissimo qui, vedete appunto il nostro impegno di fare formazione e di dare appunto questi strumenti per riuscire a capire. Prego, dovete aggiungere qualcosa, siamo in chiusura. Sì, volevo solo aggiungere che se noi cambiamo prospettiva, ed è la prospettiva che energetica si prefigge sempre, quello di creare soluzioni impiantistiche integrate nel miglior modo possibile sugli edifici di miglior prestazione, quindi ridurre l'impatto dell'impianto, il costo è la stessa cosa, però se tutti ci prefiggiamo l'obiettivo che l'obiettivo è il basso consumo. Infatti nei nostri convegni abbiamo cambiato la terminologia, non parliamo più di efficienza, ma parliamo di basso consumo. Basso consumo che è legato alla bolletta. Se le leggi, le normative, la progettazione avesse lo stesso obiettivo, andremo tutti vicino. Cambio prospettiva. Perché leghiamo l'efficienza energetica ancora legata al tipo di muro, tipo di serramento e quanto fotovoltaico hai e se hai la pompa di calore, e non la leghiamo mai ai consumi effettivi letti in bolletta. Che questa è un'altra cosa importantissima. Se la leghiamo agli effettivi consumi letti in bolletta, più di qualche casa nuova, di nuova costruzione o di nuova riqualificazione, dovrebbe retrocedere sulla classificazione, perché sono troppo energivore, perché abbiamo sbagliato serramenti o cappotti o impianti, cioè qualcosa abbiamo combinato che non va bene. Riflettiamo su queste parole, siamo in chiusura, proprio una battuta, architetto. L'ultima cosa, velocissimo. le cose di sua Repa, che è questo, siamo chiamati ad uno sforzo economico impressionante per potersi adeguare alle richieste europee, quindi ai telespettatori dico muovetevi, perché le responsabilità sono anche dei legislatori e soprattutto dei governanti, perché è vero che noi adesso nel Veneto abbiamo avuto il problema del tempo, no? Quindi avremo soldi da investire eccetera, però il diritto alla casa è un diritto che ritorna perfettamente nei tempi attuali. L'emergenza abitativa è una cosa che stiamo sentendo. Quindi io credo che l'unico modo sia che le persone incominciano a muoversi, no? I tempi corrono, grazie anche a lei architetto. Allora, siamo giunti al termine di questo capitolo, poi abbiamo ancora dopo la pubblicità un'altra intervista insieme. Io voglio ringraziare Ivan Jabostrevic, architetto, progettista e coordinatore gruppo tecnico Callegaro Costruzioni, Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, che ci ha illustrato l'importanza del costruire bene nel involucro la qualità abitativa e tutti i problemi che ne possono essere connessi, Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni Malerba Infissi. Non è secondario l'infisso come impianto, anzi, e qui ci ha aperto un mondo. Raffaele Fantin, tecnico commerciale energetica SRL nel complessissimo mondo dell'impiantistica, e ci ha aperto il capitolo del discorso del geotermico, che è un altro aspetto molto importante da prendere in considerazione. Con Enrico Scapocchini, invece titolare di Repac, abbiamo riaffrontato non solo la formazione, quindi essere competenti, aggiornati costantemente, ma soprattutto che attorno a una finestra, a una porta, a un grandissimo infisso ci deve stare anche un ottimo impianto di isolamento e di coibentazione. Rivedete la puntata naturalmente sul web, grazie ai nostri interlocutori. Naturalmente a voi lascio la pubblicità, ci rivediamo dopo.